problema è che non c'è la Presidente e di questo mi dispiace, perché nel corso dell'ultimo mese e mezzo su questa vicenda c'è stato un episodio che io definisco ovviamente grave, che mi ha riguardato in prima persona, a me e anche al consigliere Ussai, perché qua dentro è ora di finirla. Allora, io sono già intervenuto a gennaio, a me dispiace che adesso c'è anche tutto questo pubblico presente e anche di giovani persone che dovrebbero avvicinarsi alla politica, ma è bene forse che sentano anche loro. Perché? No, forse non mi dispiace così tanto, perché devono capire dove sono i problemi del Paese. Perché io il 3 gennaio ho letto alcuni articoli di giornale a seguito di una conferenza stampa che è stata tenuta in Veneto dai politici del Veneto, in cui si diceva chiaramente che c'era stato un accordo ancora nel corso del 2015 per chiudere il punto nascita della Tisana e lasciare aperto quello di Portogruaro. Ci sono tutti gli articoli di giornale presenti. Noi, per aver detto e scritto fatto un comunicato stampa dove diciamo se fosse così sarebbe anche grave, perché tutto quello che ci siamo detti noi qui a maggio, tutta la questione che ha visto coinvolti le comunità di Latisana, Palmanova, tutte le questioni sollevate anche dal consigliere Puzzetto, eccetera, eccetera, si potevano tranquillamente evitare qualora quel tipo di decisione, invece di dirla solo ai politici del Veneto, fosse stata detta anche a tutti noi e a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Allora, il giorno dopo, ovviamente, titoloni sui giornali, Serracchiani spara zero sul Movimento 5 Stelle. Ora non si capisce perché la Presidente se la deve prendere con me invece di prendersela con chi eventualmente quelle dichiarazioni le ha fatte. No, però è facile sparare a zero sul Movimento 5 Stelle. E non è che ci è andata giù tanto tranquilla, perché la Presidente dice sono affermazioni false, strumentali, finalizzate unicamente a disorientare i cittadini e a cercare consenso. Si vergognino. Intanto ormai è la settimana della vergogna, quindi ci vergogniamo tutti e ci vergogniamo anche noi, non c'è problema. È ora di finirla con questa guerriglia, solite bugie, effetti speciali da baraccone, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda la chiusura di Latisana, non c'è alcun retroscena svelato. Bene, questo era il 10 gennaio, arriviamo al 23 gennaio, anzi arriviamo prima ancora al 19 gennaio con un appello del Partito Democratico che chiede di tenere aperta la Tisana ed eventualmente fare un accordo con il Presidente Zaia. Parte una lettera della Presidente Serracchiani a Zaia dove gli dice guarda, chiudi Portogruaro, cerchiamo di tenere aperta la Tisana perché forse va meglio per tutti. Zaia risponde dicendo non se ne parla proprio, ma non solo, risponde il vicepresidente Forcolin del Veneto che dice no, adesso, allora dice l'estate scorsa il governatore Zaia e la presidente del Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani avevano trovato un accordo, vicepresidente di una regione, neanche un consigliere regionale, per evitare le fughe reciproche da una regione all'altra. Invece Serracchiani avrebbe cambiato idea. Negli ultimi tempi gli accordi sono stati cambiati in corsa e questo non ci sta bene. Perfetto. Bene, grazie, allora, Serra. no, Presidente, perché lei no, non le prendo tanto, Faccia ha ragione, non le prendo tanto. Però io vorrei che si chiudesse questa discussione una volta per tutte, stabilendo due cose. Uno, che non sono una persona falsa né tantomeno bugiarda. Due, vorrei capire chi sta mentendo. Perché è un mese e mezzo che noi abbiamo chiesto chi sta mentendo. Allora io chiederò le scuse della Presidente Serracchiani quando avrà il piacere di essere qui con noi per quello che mi ha detto e questa è una questione di fatto personale. Però noi dobbiamo sapere chi sta mentendo, perché se ha mentito la Presidente Serracchiani è una questione, se ha mentito il Vicepresidente del Veneto e il Presidente del Veneto è un'altra questione, questa se la vedranno in Consiglio regionale Veneto. Però di sicuro qualcuno dei due qui sta mentendo e non sono io. Grazie.